È questa la tappa conclusiva del ciclo di incontri dedicato a Marcantonio e alle figure femminili della sua vita. Sono gli anni della maturità e del declino della sua carriera politica. La biografia di Antonio si intreccia con quella di due figure femminili, Ottavia e Cleopatra, che la tradizione definisce come modelli, nel primo caso positivo, nel secondo negativo, dell'universo femminile. La parte conclusiva della vita di Marcantonio inizia dalla battaglia di Filippi. Essa costituì l'apice della gloria del triumviro. A lui il merito della vittoria e il prestigio militare che ne derivava. A lui, nella nuova spartizione delle sfere di influenza tra triumviri, l'affidamento del controllo di tutto l'Oriente. A lui la prospettiva, potenzialmente assai allettante, di spedizioni contro i parti. Da allora, però, la sua parabola politica iniziò una fase discendente. La sconfitta della sua fazione a Perugia fu seguita dalla negoziazione di un nuovo patto. Fu siglata a Brindisi nel 40 a.C. e riportò una fragile pace tra Marco Antonio e Ottaviano. A sancirla fu una nuova unione matrimoniale che, morta la moglie Fulvia, portò il triumviro d'Oriente a sposare Ottavia, la sorella di Ottaviano. Dopo un breve soggiorno a Roma, Marco Antonio ripartì per l'Oriente, dove riannodò il sodalizio con Cleopatra. Ma alle operazioni militari da lui intraprese contro i parti non arrise il successo sperato. Riuscì, infatti, a prezzo di gravi perdite e di una avventurosa ritirata, a riportare nella provincia di Siria i suoi soldati, che, nonostante le dure prove e le gravi perdite, gli rimasero sempre fedeli, quasi idolatrandolo. Riuscì comunque ad ottenere, più con strumenti diplomatici che bellici, l'annessione dell'Armenia. Celebrò, come si legge in Plutarco, il successo ad Alessandra d'Egitto, in una cerimonia in cui destinò a Cleopatra e ai figli avuti da lei talune regioni del comparto orientale dell'impero e altre terre, come quelle partiche, che progettava comunque di conquistare. Inviò infine al Senato perché le ratificasse tali sistemazioni amministrative dell'Oriente. Nel frattempo, in Occidente, era rimasto ultimo e irriducibile difensore della causa repubblicana Sesto Pompeo, il figlio di Pompeo Magno, che, impossessatosi della Sicilia, aveva sottoposto l'urbe a un blocco navale che affamava l'Italia intera. Un vano tentativo di composizione politica e pacifica del conflitto comportò nel 38 a.C. un incontro a Capomiseno di Sesto Pompeo con Ottaviano e Marco Antonio. I due triumviri si ritrovarono l'anno dopo, nel 37 a.C. a Taranto, e in tale occasione, grazie anche alla mediazione di Ottavia, il triumvirato venne rinnovato per un altro quinquennio e si decise per la guerra contro Sesto Pompeo. Ottaviano ottenne su di lui la vittoria grazie alla strategia militare del suo collaboratore, il generale Marco Vipsanio Agrippa. Privò quindi del potere Marco Emilio Lepido, accusandolo di insubordinazione, e lo relegò al Circeo. Da allora i rapporti fra i triumviri superstiti, Marco Antonio e Ottaviano, si incrinarono definitivamente. Dopo un biennio di autentica guerra di propaganda in cui Ottaviano
presentò l'antagonista come succube di Cleopatra, Marco Antonio fu dichiarato dal Senato nemico pubblico e venne proclamata la guerra contro la regina d'Egitto. Grazie al genio militare di Agrippa, Marco Antonio venne sconfitto da Ottaviano nella battaglia navale di Azio, commettendo il grave errore tattico di seguire la nave ammiraglia della regina quando essa, dopo un tentativo fallito di sfondamento dello schieramento nemico, abbandonò il campo. Era il 2 settembre del 31 a.C. Seguì un anno per i due amanti fatto di reciproche incomprensioni, di velleitari piani di fuga, di trattative vanamente intavolate con Ottaviano, di sconfitte sul campo, culminate con il duplice suicidio. Su ispirazioni del vincitore Ottaviano, il Senato decretò, dopo la sua morte, un'articolata serie di iniziative tese ad abolire ogni forma di ricordo del vinto. Si trattò del primo caso nel mondo romano di organica condanna all'oblio di un personaggio pubblico. L'intervento si dipanò su più fronti. Vennero annullati tutti gli onori accordati in passato ad Antonio, si ingiunse di abbattere tutte le sue statue, si decise di dichiarare maledetto il giorno della sua nascita, si provvide a rimuovere dai documenti pubblici i nomi dei magistrati appartenenti alla sua famiglia, si interdisse agli Antoni di assegnare ai discendenti il nome Marco. Un anno dopo anche l'archivio di Marco Antonio venne distrutto. Tanto accanimento si comprende solo se si pone mente al potenziale innovativo della sua progettualità politica, così come è possibile ricostruirla dai pochi frammenti documentari superstiti. La propaganda avversaria lo presentava nei termini di un satiro orientale, immerso nel lusso e, come ricorda lo storico Floro, dimentico della patria, del nome, della toga, dei fasci, e che tutto si era abbandonato a quel mostro, cioè a Cleopatra, non solo con il sentimento, ma anche con il modo di vestire. In realtà, la ricostruzione della sua biografia consente di affermare con fondamento, in primo luogo, che i suoi programmi politici erano già attivi ben prima della sua assidua frequentazione dell'Oriente e di Cleopatra. In secondo luogo, che tali progetti politici avevano comportato una costante e regolare e coerente storia politica. In terzo luogo, che tali progetti erano frutto di scelte consapevoli, non indotte dalla determinante influenza di agenti esterni. Tali innovativi programmi si possono sintetizzare in alcuni punti. Marco Antonio nutrì ostilità contro la tradizione, quella che veniva chiamata mos maiorum, che imponeva ai giovani di imitare i comportamenti degli antenati, replicandone il sobrio stile di vita. Egli infatti programmaticamente scelse invece quale divinità di riferimento Dioniso, rivendicando fino alla fine l'uso del vino quale strumento di esaltazione e simbolo di una condotta di vita inimitabile, titolo che aveva dato al circolo dionisiaco fondato con Cleopatra. Marco Antonio coltivò poi la volontà di costruire un impero in cui tutti i popoli potessero divenire cittadini romani conservando i propri usi e costumi, senza omologarsi a quelli romani. A significare ciò, egli volutamente indossò nelle province gli abiti locali. Marco Antonio ebbe il sogno che il modello statuale orientale, basato sulla monarchia ellenistica,
potesse convivere con le istituzioni repubblicane praticate a Roma e da Roma diffuse in Occidente. Non a caso egli aveva avviato i figli avuti dalle mogli romane alla carriera magistratuale nell'urbe e nel contempo aveva destinato regni ai figli avuti dalla regina d'Egitto. Egli perseguì infine la valorizzazione dell'elemento femminile e il riconoscimento del ruolo pubblico delle donne. Dopo aver predisposto la rappresentazione della propria terza moglie, Fulvia, nelle monete, Antonio volle assicurare identico onore anche alla propria quarta moglie, Ottavia, sposata nel 40. Si trattava in questo caso di un matrimonio politico. Dopo la guerra di Perugia, i due triumviri avevano raggiunto un nuovo accordo e le nozze dell'uno con la sorella dell'altro costituivano la garanzia del patto. Ottavia non sarebbe mai venuta meno a questo ruolo di mediazione tra marito e fratello, interferendo in più occasioni in questioni di natura politica e militare. Ad esempio nel 1937, quando l'accordo triumvirale era ormai in scadenza, dopo aver trascorso 2 anni in Oriente con Antonio, con lui raggiunse Taranto e mediò con successo tra fratello e marito perché quell'accordo venisse rinnovato per altri 5 anni. In questa circostanza Ottaviano promise ad Antonio truppe per la campagna orientale in contraccambio delle navi assicurategli dal cognato per la guerra contro Sesto Pompeo. In seguito fu Ottavia a viaggiare con i soldati conducendoli al marito. Vedovo di Fulvia, connotata già dai contemporanei come l'antitesi al paradigma della matrona ottima, Antonio aveva sposato ora la donna che Ottaviano valorizzava come l'incarnazione del modello femminile ideale. Il presenzialismo di Ottavia non violava il pudor, la riservatezza a cui erano tenute le matrone romane. Lo imponeva l'esigenza di tutelare la propria famiglia. Proprio per il suo ruolo paradigmatico, Ottavia ottenne dunque un'eccezionale visibilità. Come abbiamo visto, fin dal tempo delle sue nozze venne rappresentata sulle monete, come in precedenza solo Fulvia. Inoltre le fu riconosciuto, come a Livia, il ius imaginum, ovvero il diritto di essere raffigurata nella statuaria pubblica. La bellezza esteriore era riflesso della specchiata virtù. La vulgata del vincitore di Azio, Ottaviano, condizionò significativamente la memoria della matrona. Diversamente, della visione maturata da Antonio della moglie, negli anni del loro matrimonio, non sopravvisse nulla. Nella caratterizzazione esemplare di Ottavia rivestiva un ruolo di rilievo la sua fertilità. Madre di 3 figli del primo marito, Gaio Claudio Marcello, aveva dato 2 figlie anche ad Antonio, Antonia Maggiore e Antonia Minore. Ottavia, ventre per l'impero, trasmetteva il sangue di Augusto, che nel corso del principato di quest'ultimo costituiva un prezioso requisito in prospettiva di successione. Suo figlio Marcello fu infatti prescelto dal principe già nel 25 e per questo innalzato al ruolo di successore per mezzo del matrimonio con la sola figlia di Augusto, Giulia. La morte prematura di Marcello nel 23 inficiò questi progetti dinastici e determinò l'allontanamento di Ottavia dalla vita pubblica per il dolore indomabile, anche se la sua morte sopravvenne solo nell'11 a.C. Ma il suo sangue fu prezioso anche per la successione dei suoi discendenti, Caligola e Claudio. Proprio l'importanza di Ottavia in prospettiva dinastica assicurò alla matrona nel 35, per concessione del Senato, la Sacrosanctitas. Chi le avesse fatto del male sarebbe stato sottoposto alla pena capitale. In quell'anno, il 35, Ottavia era ancora la moglie legittima di Antonio.
Già nel tempo in cui quest'ultimo si trovava in Oriente e la moglie viveva a Roma, Ottavia ottemperò a uno dei doveri delle matrone romane. Si occupò dell'educazione dei figli nati al marito dai suoi successivi matrimoni e dei propri. Possiamo leggere come Antonio lasciò una discendenza di 7 figli, natigli da 3 mogli. Il maggiore, Antillo, fu l'unico che Cesare fece uccidere. Ottavia accolse gli altri e li allevò insieme ai suoi. Costoro crescevano insieme alla figlia di Augusto, Giulia, e dopo la morte di Antonio avrebbero condiviso i propri anni giovanili anche con Cleopatra Selene, figlia di Antonio e Cleopatra. Nel 32 il triumviro d'Oriente ripudiò Ottavia. Ancora una volta la sorella rendeva al proprio fratello Ottaviano un eccezionale servigio. Antonio preferiva alla romana Uxor la egiptiaca Uxor, Cleopatra. L'offesa si configurava come irrecuperabile rottura dell'alleanza tra i 2 colleghi e contribuiva alla definizione della guerra alle porte come scontro tra l'Occidente e l'Oriente, tra gli antiqui mores difesi da Ottaviano e l'ellenismo acquisito da Antonio come proprio indirizzo di vita. Conosciamo Cleopatra VII attraverso 2 prospettive diverse. Una prima è il ritratto costruito di sé da Cleopatra medesima negli anni del suo regno. Una rappresentazione destinata primariamente ai suoi sudditi, ma anche ai suoi partner politici internazionali, ed elaborata da una donna colta, nel cui percorso di vita si intrecciarono esperienze politiche e culturali diverse, la tradizione egizia autoctona, la cultura greca dei Tolemei, pensiamo solo al suo nome, Gloria Patria, il nome della sorella di Alessandro Magno, la civiltà romana, da decenni ben rappresentata in Egitto. Cleopatra si avvalse in Egitto di un articolato repertorio di strumenti comunicativi funzionali a 2 obiettivi. In primo luogo intendeva affermare la legittimità della propria posizione dinastica e quindi del proprio ruolo di potere. Legittimità messa in dubbio dai costumi licenziosi del padre Tolomeo XII Aulete, soprannominato prostituta, ma anche usurpatore e bastardo. Possiamo vedere con vantaggio le monete che già nel 50 a.C. rappresentavano Cleopatra con il diadema e la leggenda Regina. Cleopatra fu la prima a coniare monete con la propria immagine da sola, senza un consorte. In secondo luogo, Cleopatra si adoperava a presentare il suo regno come una nuova età dell'oro per l'Egitto, come dimostra, ad esempio, lo zodiaco del tempio di Hathor ad Endera. La seconda prospettiva attraverso cui conosciamo Cleopatra è l'immagine della regina delineata e diffusa da Ottaviano per il pubblico romano, il cui giudizio risultava condizionato da modelli culturali diversi da quelli ellenistici, in particolare in merito al ruolo pubblico delle donne. Ottaviano, sia nel tempo del sodalizio della regina con Antonio, sia dopo la sua morte, attraverso gli intellettuali a lui vicini e mediante l'iconografia, delineò un ritratto di Cleopatra funzionale alla delegittimazione di Antonio. Un Antonio asservito a una donna straniera e dimentico dei costumi e dei doveri di un civis romanus. Si trattava di un ritratto costruito su stereotipi, che restituiva un'immagine della regina come femme fatale, meretrix regina, eccessiva nel possesso e nell'ostentazione delle ricchezze, spregiudicata nelle relazioni anche politiche. Si attuava in lei il rovesciamento delle caratteristiche imposte alle matrone romane ottime. Questa Cleopatra ancora oggi domina nell'immaginario collettivo, raccontata dal cinema, dai fumetti, dalla letteratura, dai dipinti.
L'applicazione di questa lente deformante condizionò già in antico l'interpretazione di momenti importanti del legame tra Cleopatra e Antonio, come l'incontro di Tarso del 41, che forse faceva in realtà seguito a una conoscenza già di età cesariana. Le vere motivazioni di quell'incontro, ovvero chiedere conto alla regina dell'aiuto da lei prestato al cesaricida Cassiolongino prima della battaglia di Filippi, venivano posposte rispetto agli argomenti funzionali a connotare la donna come ammaliatrice e quindi a prefigurare la successiva sudditanza di Antonio e la propensione di quest'ultimo ad anteporre gli interessi di Cleopatra a quelli di Roma. A Tarso Antonio sarebbe stato conquistato dalla regina, ce lo raccontano molto bene le fonti che potete leggere. Cleopatra avrebbe attuato a Tarso un'articolata strategia seduttiva, stimolando sapientemente l'olfatto, l'udito, la vista. E anche qui è Plutarco a raccontare nel dettaglio le strategie seduttive della regina d'Egitto. Secondo la Vulgata Augustea, in questo contesto Cleopatra avrebbe riproposto le tecniche di seduzione già sperimentate all'indirizzo di un leader romano nel corso della cosiddetta crociera sul Nilo organizzata nel 47 per Giulio Cesare. In realtà si trattava di un viaggio organizzato da Cesare per finalità politiche, militari, religiose e finanziarie più che romantiche, in vista della campagna che egli intendeva promuovere in Oriente. Questa doppia lente, di matrice faraonica e augustea, ci consegna quindi due immagini di Cleopatra e non un profilo attendibile della regina. Questa duplice prospettiva esclude inoltre un punto di vista importante sulla donna, ovvero quello di Antonio, condannato all'oblio dal prevalere della Vulgata Augustea. I rapporti tra Antonio e Cleopatra ebbero certo una componente passionale e sentimentale, ma la politica rappresentò un aspetto fondamentale di un'unione tra una regina attiva nella tutela dell'indipendenza e del benessere del proprio regno e un triumviro impegnato a governare per Roma e sperimentare un nuovo modo di gestire l'Oriente. Gli accordi di Antiochia del 37, riletti come occasione per un'eccessiva valorizzazione della regina, in realtà stabilirono un ruolo di primo piano nello scacchiere orientale per Cleopatra, ma anche per altri re clienti e amici. Analogamente, la cosiddetta donazione di Alessandria del 34 non rappresentava una condiscendente cessione di territori sotto il controllo di Roma alla regina d'Egitto e ai suoi figli, quanto un'organizzazione dell'Oriente attraverso protettorati secondo la prassi romana. Di questo ci parla la moneta nella quale è rappresentata Cleopatra accompagnata da una leggenda che la ricorda come regina dei re e che ricorda i suoi figli che sono re. La complessa tradizione che testimonia le strategie e gli esiti della battaglia di Azio in parte riconosce a Cleopatra alcune responsabilità sul tragico esito di questo conflitto. Sua forse la preferenza per uno scontro sul mare, sua forse la responsabilità di una fuga prematura dal teatro delle operazioni verso Alessandria. Risulta molto complesso identificare con precisione l'incidenza della lettura di questi eventi codificata da Ottaviano. A conclusione di un lungo percorso di vita condiviso, Cleopatra e Antonio morirono a breve distanza di tempo. Antonio morì suicida, trafitto dalla spada. Sulla morte di Cleopatra, che si sottraeva all'infamante esibizione nel trionfo romano, non vi è invece certezza, perché il suo suicidio divenne epopea nella letteratura antica e nelle diverse rappresentazioni artistiche moderne. Sarebbe stata uccisa da un'aspide.
La scienza oggi mette in dubbio la storicità di questa modalità suicidaria. Il serpente, o la specie precisa di serpente, l'ingestione di veleni custoditi all'interno di uno spillone. La memoria ha però preservato il significato simbolico dell'atto e del coinvolgimento del serpente, il cobra sacro al sole, che garantiva l'ascesa del defunto tra gli dei. Ciò testimonia di Cleopatra più di quanto potrebbero fare dettagli reali, ma di scarso significato, sulle soluzioni concrete adottate dalla regina d'Egitto per porre fine alla sua vita e con essa a un'importante storia del Mediterraneo antico.